Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Ha voluto chiamare Ivan, il suo bimbo partorito in strada a Palermo, ma poi la donna, una straniera senza fissa dimora, è sparita. In ospedale scatta la gara di solidarietà per il bimbo che sta bene. Trema il mondo della sanità palermitana, si allarga l'inchiesta sui medici che hanno curato Messina Denaro durante la latitanza, conoscendo l'identità del boss. Mangiavano e bevevano senza pagare. Dopo mesi di soprusi, un ristoratore di Palermo si ribella agli estorsori e li fa arrestare. Tornano a protestare i lavoratori del call center Almaviva. A Natale sul piatto troveremo la lettera di licenziamento. Più sicurezza con la collaborazione di tutti. Il bilancio di fine anno del questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Calcio e bilanci di fine anno per il Catania. I rossazzurri guardano al Sorrento per ritrovare la vittoria al Massimino. Il Trapani vince ad Arezzo e vola in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo sentito piangere un bambino, così abbiamo chiamato i soccorsi. Siamo tornati in via Michele Cipolla a Palermo, dove una donna, una straniera senza fissa dimora, ha partorito per strada. Il piccolo sta bene e da ieri ha un nome, Marco Gullà. Ha scelto il nome, poi lo ha salutato ed è andata via. La donna uruguaiana che 2 giorni fa ha partorito per strada a Palermo non è nelle condizioni di poter accudire il piccolo che da ieri ha un nome, Ivan. La sudamericana è una senza fissa dimora e ha partorito senza chiedere aiuto a nessuno. Questa donna ha sentito le urla della puerpera e del piccolo e ha chiamato la polizia e i soccorsi. E sentivamo il grido del bambino, quindi noi pensavamo che succede, non è che avevamo capito subito che stava partorendo, ma quando si è sentito il bambino, io dico alla signora di fronte, io dico, è nato un bimbo, quindi c'è qualcosa che dobbiamo fare qualcosa. Quindi prendo la coperta per scendere e coprirla, perché lo immaginavo, solo che la signora si alzò, ha preso il bimbo, proprio l'abbiamo visto, ha preso il bimbo, se l'è messo sotto il giubbotto e scappò, si alzò il cappuccio e se ne andò. Quindi da qui arriva la polizia, il 118 che c'è stato il delitto. Quello di Ivan per i medici è un mezzo miracolo di Natale, uno degli angeli del piccolo e della donna è sicuramente questa poliziotta che assieme ad un collega è intervenuta tempestivamente. La donna era avvolta da delle coperte, sdraiata su dei cartoni e immediatamente ci accorgiamo che il bambino era ancora legato alla madre dal cordone ombelicale. Pertanto immediatamente la donna e il bambino vengono affidati al personale medico 118 già sul posto e portati presso l'ospedale Buccheri La Ferla. Nel reparto di neonatologia del Buccheri La Ferla intanto è già scattata una vera e propria gara di solidarietà. Medici e infermieri si stanno prendendo cura di Ivan, tutine, giochi e tanto affetto. Trema il mondo della sanità. Almeno 5 medici che avrebbero coperto e curato il boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza e conoscendo la sua vera identità. Maglio Viola. Coperture e connivenze nel mondo della sanità pubblica, un quadro che più va avanti l'inchiesta più appare preoccupante, anche alla luce della scarsa collaborazione all'indagine stessa. Lo scrive la Procura di Palermo nella richiesta di provvedimenti di avviso di garanzia e perquisizione che hanno portato ieri la polizia alla direzione sanitaria e nei reparti di oculistica dell'ospedale pubblico di Villa Sofia e del Vincenzo Cervello, anch'esso pubblico, nonché nello studio professionale del primario di oculistica dei 2 reparti. Si allarga sempre di più l'indagine sulla rete di favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Sono adesso 5 i medici coinvolti. In manette nei mesi scorsi sono finiti il medico curante Alfonso Tamburello e il radiologo di Mazzara del Vallo Cosimo Leone. Indagati sono invece il gastroenterologo endoscopista di Marsala Francesco Bavetta, che il 5 novembre del 2020 diagnosticò il cancro al boss latitante, e il chirurgo di Mazzara del Vallo Giacomo Urso, che lo operò. A loro adesso si aggiunge il primario di oculistica di Palermo Antonino Pioppo. Tutti i 3 indagati dicono con forza di non sapere che dietro l'identità falsa con la quale si presentava si nascondesse Matteo Messina Denaro, ma gli inquirenti non ne sono convinti. A permettere l'allargamento dell'inchiesta c'è il ritrovamento di ben 15 identità false del boss, non solo Andrea Bonafede, identità nota, ma documenti intestati ad altri nomi di persone esistenti, tutti di età compatibile con quella del latitante. Adesso gli inquirenti hanno acquisito le cartelle cliniche intestate a tutte le 15 false identità e da lì c'è da aspettarsi l'inchiesta si allargherà ulteriormente.
E per la complessità del processo, il PM della DDA di Palermo ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare appunto per il dottor Alfonso Tumbarello. Il Tribunale si è riservato la decisione. Per mesi hanno mangiato e bevuto gratis in un locale di Palermo. Dopo mesi di angherie e soprusi e pure un'aggressione fisica, il titolare ha deciso di denunciare. Marco Gullà. Avrebbero vessato ed estorto denaro a un commerciante in un ristorante che si trova nei pressi della stazione centrale di Palermo. Richieste su richieste, conti non pagati, anche un'aggressione fisica nei confronti dell'imprenditore che, esasperato, ha trovato il coraggio per denunciare. Così 4 palermitani, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Palermo Reto. Esasperato dalla situazione, il commerciante ha trovato la forza di denunciare i fatti, ripercorrendo mesi di continue richieste estorsive da parte dei 4 che avrebbero preteso beni di consumo, minacciando gravi ritorsioni in caso di denuncia. Consumavano e portavano via senza pagare cibo e bevande dal locale. In un'occasione il titolare del ristorante è stato anche picchiato dai 4 solamente perché aveva chiesto di liberare un tavolo per far posto ai clienti. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze raccolte e le indagini hanno permesso ai carabinieri di arrestare un 56enne, un 41enne, un 38enne e un 21enne. Il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre gli altri 3 indagati sono stati rispettivamente sottoposti 1 agli arresti domiciliari e 2 alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. E ancora un caso di violenza a Palermo. Un uomo è stato picchiato e rapinato nei pressi della stazione dopo che aveva prelevato i soldi dal bancomat. Emanuela Corsi. Ancora un episodio di violenza a Palermo, vittima questa volta un 54enne che è stato rapinato e picchiato davanti al bancomat nei pressi della stazione centrale. L'uomo è stato avvicinato da un malvivente mentre stava effettuando un prelievo in piazza Giulio Cesare, dove è nata una colluttazione. Il rapinatore ha avuto la meglio, colpendo con un pugno in faccia l'uomo e fuggendo via con il suo portafoglio dove c'erano i contanti e i documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all'autore del colpo. Intanto vanno avanti le indagini sulla rissa culminata con l'accoltellamento di un 29enne bengalese avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via dell'Argenteria alla Vucceria. La vittima è stata colpita con oltre 10 coltellate al torace, mento e nuca e alle mani da Joseph Edward Decker, studente universitario di 23 anni del New Jersey, arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Ancora oggi non è chiaro se il turista statunitense si sia scagliato contro il bengalese scambiandolo per uno dei palermitani con cui in precedenza era scoppiata una rissa a causa di alcuni cocktail che gli americani non avevano pagato, lamentandosi del prezzo con gli abusivi della Vucceria. Il bengalese è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico in terapia subintensiva. La prognosi è ancora riservata, ma non è in pericolo di vita. Si spacciava per avvocato promettendo assunzioni in una clinica privata di Bagheria in cambio di oltre 1.000 euro. Con l'accusa di tentata truffa è stato arrestato un autista di ambulanza. La vittima, sospettando qualcosa, si era rivolta alla polizia e l'appuntamento concordato, il truffatore è stato arrestato. Per gli operatori dei call center Almaviva di Palermo e Catania si avvicina la fine della cassa integrazione. Questo Natale, dicono, sul piatto troveremo il licenziamento. Giusy Lazzara. A un passo dal licenziamento, il 31 dicembre scade la cassa integrazione per 400 operatori del call center Almaviva di Palermo e Catania. Si avvicina un Natale nero per i dipendenti e le famiglie, con il fiato sospeso da 2 anni dietro una vertenza lunga e difficile. E tornano a protestare oggi con un nuovo concentramento che da Piazza Marina è arrivato fino a Piazza Indipendenza davanti alla presidenza della regione. Stiamo reclamando ovviamente il nostro posto di lavoro e quindi avere la possibilità di rimanere nel mondo del lavoro, in quanto siamo alle porte del Natale. Purtroppo sul piatto ci ritroviamo con la lettera di licenziamento. Non c'è più tempo, CGIL, CISL, UIL e UGL chiedono un incontro con il governatore Schifani. Sono lavoratori disoccupati, quindi potranno beneficiare di qualche ammortizzatore sociale anche in maniera economicamente poco pesante.
scuole, non avranno nessuna fonte di reddito, ma soprattutto non avranno nessuna prospettiva futura lavorativa. Il sindacato negli ultimi 2 anni ha fatto diverse proposte per il reinserimento di questi operatori, fra queste il Sovracup della regione, che però non è mai partito. Durante l'emergenza sanitaria e durante il Covid queste persone con dedizione e grande passione hanno aiutato gli italiani in un periodo veramente gravissimo e tutti si sono girati la faccia. Un'avvertenza che si profila cruciale e nelle prossime settimane si dovrà pensare a una risoluzione per garantire i posti di lavoro. Una cicca di sigaretta nel vassoio degli arancini pronti per la frittura e teglie arrugginite sono soltanto alcune delle gravissime carenze igienico-sanitarie scoperte ieri dalla Polizia di Catania in un laboratorio di uno storico bar in via Etnea. All'interno del laboratorio, ecco vedete la cicca, sono emerse diverse criticità igieniche come la presenza di sporcizie anche nel locale della cucina e la mancanza di pulizia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Più sicurezza con la collaborazione dei cittadini, il bilancio di fine anno del questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ascoltiamolo. Noi abbiamo consapevolezza assoluta dell'importanza del nostro ruolo e della assoluta responsabilità della nostra organizzazione, della Polizia di Stato, nel fare sicurezza. Questo è il nostro compito. Ma sappiamo che in una società come quella attuale fare sicurezza significa collaborare tutti indistintamente all'obiettivo e questo quindi fare sicurezza quindi richiede una partecipazione convinta da parte di ogni cittadino. Sappiamo che il cittadino per collaborare in questo senso però deve avere assoluta fiducia in noi e il lavoro che abbiamo fatto quest'anno è volto in particolar modo a riuscire a catturare la fiducia di tutta la cittadinanza. A Catania nasce il portale del cittadino, un servizio informatizzato per venire incontro ai contribuenti di Tari e IMU. Tonino De Mana. Avvisi di pagamento, informazioni personali sulle posizioni tributarie, scadenze Tari ed IMU. Tutto a portata di mano e soprattutto in un clic. A Catania, sede dello sportello per il contribuente del concessionario Municipia SPA e alla presenza del sindaco Trantino e degli assessori Marletta e Parisi, è stato presentato il portale del cittadino, uno spazio digitale polifunzionale al servizio dei contribuenti. Una grande opportunità per i cittadini di poter interagire con l'amministrazione comodamente da casa. Oggi si potrà attraverso Catania Semplice entrare, cliccare sul link portale del cittadino e verificare la propria posizione nei confronti dell'amministrazione in ordine ai tributi della Tari e dell'IMU. Abbiamo visto sempre tanti cittadini che affollano Palazzo dei Chierici, così con un clic sarà più semplice. Esatto, l'intenzione dell'amministrazione è proprio questa, quella di agevolare il cittadino, soprattutto le persone che hanno difficoltà a raggiungere Piazza Duomo o a raggiungere, ripeto, Piazza della Repubblica, ma lo si potrà fare comodamente da casa. In questo modo la Tari sarà più semplice da pagare e quindi ci sarà meno evasione? Noi ci auguriamo che l'evasione non ci sia e ci auguriamo che questo strumento potrà aiutare coloro che magari vogliono pagare e hanno avuto difficoltà e quindi riusciranno a pagare anche tempestivamente. Tramite il portale argo.comune.catania.it si possono effettuare pagamenti online, presentare istanze di rateizzazione e di accesso agli atti. E bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere i nomi degli ospiti del concertone di Capodanno a Catania con la diretta Mediaset. La conferenza stampa annunciata per oggi a Milano è stata infatti improvvisamente annullata per motivi organizzativi, a riprova che ancora non tutte le caselle sono state riempite. Occorrerà dunque attendere qualche giorno per conoscere i dettagli dell'evento. Indiscrezioni parlano della presenza di Umberto Tozzi, Geolier, Annalisa, Emma Marrone, Gigi D'Alessio, ricchi e poveri.
E oggi l'ANAS ha aperto al traffico la canna destra della Galleria Caltanissetta in direzione A19, completando il progetto di adeguamento della strada degli scrittori. L'apertura fa seguito alla messa in esercizio della canna sinistra, con la quale si evitava l'attraversamento di Caltanissetta. L'apertura della Galleria Caltanissetta darà definitiva continuità alla direttrice autostrada A19 Caltanissetta-Agrigento. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con la pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, da un lato il bilancio economico, dall'altro quello sul campo, dati che si intrecciano in vista dell'ultima partita del Catania per quest'anno al Massimino. Domenica arriva il Sorrento. Marco Carli. Da un bilancio all'altro, da quello economico a quello del campo. Il bilancio consuntivo della stagione 23-24 chiarisce ulteriormente la situazione in casa Catania. 17 milioni nella voce uscite, 6,3 in quella delle entrate, perdita di 10,7 milioni. Dati e numeri che inducono a riflessioni. Si parla spesso di quanto abbia speso Pelligre ed è evidente che le mani al portafoglio sono state messe. Il punto è come sono stati spesi i soldi e il passivo testimonia gli errori. L'altra riflessione sono i più di 6 milioni di entrate, dato abnorme per la Serie C, che potrebbe rappresentare un cuscinetto importantissimo che sarebbe determinante per la vita di molte società della terza serie. La ricerca della sostenibilità, poi, un punto nodale di tutti i club che è normale venga perseguito, ma che dipende anche, se non soprattutto, da impianti e strutture. Pelligre ha annunciato la sua presenza per la partita con il Sorrento, chissà se l'occasione sarà sfruttata anche per tornare su investimenti e programmazione, prospettive anche per la prima squadra, perché è ovvio che la salute economica della società ha un peso sulle scelte della dirigenza, soprattutto considerando i 5 esuberi, ma a gennaio qualcosa andrà fatto in un modo o nell'altro. Alla squadra il compito di regalare un Natale meno amaro, con Castellini e Inglese che vogliono tornare a dare il loro contributo dall'inizio, con Farroni pronto all'esordio, con un Sorrento che viene da 2 sconfitte consecutive, ma che finora ha fatto un buon campionato, con i tifosi che guardano i bilanci sperando che prima o poi si incrocino anche con i sogni di un futuro migliore. E vediamo adesso cosa ha fatto il Trapani. Secondo Lescano è sempre lui a decidere le partite del Trapani e stavolta un suo gol a 2 minuti dal termine fa volare la squadra granata in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Rimini, Giana Erminio e Caldiero Terme. L'avversaria verrà fuori da un sorteggio che si terrà venerdì presso la sede della Lega Pro. Ieri sera in Toscana, in gara unica, la sfida nei quarti con l'Arezzo tra le migliori del girone B. Primo tempo con poche emozioni, dopo una conclusione al 27esimo di Lescano, bloccata dal portiere Borra, e l'Arezzo al 29esimo a sferrare il vantaggio con un tiro di Tavernelli che colpisce il palo. Nella ripresa occasioni per entrambe le squadre, al 59esimo Ciotti impegna con un gran tiro Borra, l'Arezzo risponde 2 minuti dopo con Pattarello, ma Uicai è bravo a respingere. Al 70esimo Trapani vicino al gol sugli sviluppi di una punizione, ma Borra salva sulla linea su Malomo. All'88esimo però, su un angolo di Benedetti, mischia in aria e Lescano ci mette la zampata vincente. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.